parliamo di 215.026 domani in Veneto. Ecco perché dico che 13 casi, i 3 oggetti certamente ispettivo perché probabilmente fraudolenti, è un dato che può rassicurare sul comportamento corretto del sistema. 13 aziende in Veneto per le quali sono stati necessari approfondimenti su oltre 215.000 richieste pervenute tra cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario del Fondo Solidarietà, un numero esiguo che dimostra il comportamento corretto degli imprenditori veneti, sottolinea il Incluso un direttore dato dell'Inps regionale Pone. ulteriore. È il sito dell'AF Post ad aver portato alla luce un'indagine che avrebbero condotto, si legge nel portale, la direzione e gli ispettori di vigilanza dell'Inps a livello nazionale per verificare i requisiti delle aziende italiane che avevano fatto richiesta della CIG per l'emergenza Covid. Spiega il direttore Pone che di fronte a prestazioni a sostegno del reddito, oltre a controlli formali, vi sono anche verifiche successive condotte dalla Direzione Centrale Antifrode, che in questa circostanza si sono in particolare concentrate su richieste di iscrizione di nuove attività o riattivazione di aziende sospese con data antecedente il 23 febbraio ma ricevute successivamente, e ancora attenzionate comunicazioni su nuove assunzioni pervenute sempre dopo il 23 febbraio ma con effetto retroattivo antecedente tale giorno. Di fronte a queste situazioni si procede con ulteriori approfondimenti, spiega Pone, incrociando i dati sull'attività dell'azienda, e in caso di anomalie si va avanti con un contraddittorio con l'impresa. In Veneto 13 casi che hanno richiesto una verifica. Lo possiamo assumere come dire, un indizio di una sostanziale correttezza di comportamento. I casi in cui si è veramente attivata una verifica di carattere ispettivo sono stati soltanto 3. Nei restanti 10 casi si è accertata la validità delle richieste. Ed effettivamente tutto il quadro complessivo combaciava nell'affermare che queste assunzioni, per esempio, erano state effettivamente fatte prima del 23 febbraio e semplicemente si trattava di comunicazioni tardive. Ma l'Inps sta anche monitorando il tiraggio della deroga, cioè il rapporto tra quanto effettivamente fruito e quanto autorizzato, in Veneto pari a meno 50%. Le aziende che avevano chiesto cassa integrazione, nel momento in cui hanno potuto riprendere l'attività, hanno effettivamente poi lo hanno fatto in chiaro, cioè hanno, diciamo così, gestito questa partita operando le opportune comunicazioni